Positivi riscontri alla visita del Presidente Mattarella per l'inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, salvaguardare il bene comune e lavorare per il futuro. Inaugurata la mostra Tesori d'Italia, il primo degli eventi celebrativi in città, successo per il concerto su Ennio Morricone al Teatro Pirandello. Manifestazione a Racalmuto organizzata al Movimento Cristiano Lavoratori sui 100 anni del magistrato Rocco Chinnici. Per l'occasione emesso anche un francobollo commemorativo. Arrestato a Racalmuto un 45enne per avere dato vita a una sparatoria in un centro di accoglienza. Continua l'erosione della costa al lungomare di San Leone alle Dune, un appello di Mare Amico alla Regione per iniziare i lavori. Stabilizzati oggi 10 lavoratori ASU dopo 26 anni di precariato. A Bivona, soddisfazione della CGIL e della funzione pubblica. Ancora una sconfitta in casa per l'Akragas nel derby con il Castrum Favara. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie, il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella sulla salvaguardia del bene comune. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Una grande festa, e ne abbiamo parlato ampiamente, quella di sabato al Teatro Pirandello alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel primo giorno che vede Agrigento capitale della cultura. Primo giorno di un anno che dovrà tenere conto anzitutto di quanto ha detto lo stesso Presidente della Repubblica nel suo discorso, il quale ha invitato a guardare con speranza questo anno da vivere insieme, con la voglia di dialogare e di percorrere un percorso affascinante. Vivere insieme, insomma, purché si abbia la voglia di finirla con i veleni che hanno accompagnato i preparativi e che anche nel giorno della festa, sabato, hanno trovato spazio. La cultura, ha affermato Mattarella, non ha lo sguardo rivolto all'indietro, piuttosto sollecita ad alzarlo verso il domani. E c'è una parte del discorso del Presidente che si adatta perfettamente alla situazione agrigentina. Secondo il Presidente, infatti, mai come adesso abbiamo coscienza che l'opera delle istituzioni e le politiche pubbliche non basteranno se non verranno sostenute da una corale responsabilità dei cittadini, perché la percezione del bene comune è cultura. Quasi un richiamo, quello di Mattarella, a chi non si cura affatto dei beni che qui esistono malgrado le polemiche. Un richiamo a chi si lascia andare ad atti di vandalismo, deturpando e distruggendo per il semplice gusto di delinquere. Il Presidente della Repubblica, prima di lasciare il Teatro Pirandello, salutando i presenti, a cominciare dai sindaci, ha voluto ricordare che uno degli intenti di Agrigento in questo 2025 è quello di non essere soltanto lo spettacolo palcoscenico della capitale della cultura, ma di costituire sollecitazione e spinta per tante altre realtà. I problemi che ci sono, e purtroppo sono tanti, non devono autorizzare alla distruzione, tra virgolette, non devono essere pretesto per andare oltre alla legittima critica. Diciamo che sotto questo aspetto si sta proprio esagerando. Positivi commenti sulla cerimonia di apertura che si è svolta a Teatro Pirandello e che ha visto con la presentazione di Beppe Convertini in Coronata Boccia e la presenza di tanti studenti dei vari istituti scolastici agrigentini che si sono esibiti nell'accoglienza, e al termine anche la banda del liceo classico musicale Empedocle che si è esibita davanti il Presidente della Repubblica Mattarella. Le interviste. Sindaco, un bilancio di questo evento l'abbiamo sentita un po' emozionata, ma non era l'unico. Molto emozionato, un bilancio penso positivo, Agrigento se lo merita, i miei concittadini se lo meritano. Abbiamo avuto la visita del Presidente Sergio Mattarella, il Ministro della Cultura Giuli, un evento unico, irripetibile per la nostra città, dobbiamo andare avanti e buon 2025. Presidente, allora è andata un consuntivo di questa manifestazione? Oggi ne abbiamo visti tutti, no, dell'evento, erano tutti emozionati per la presenza di Mattarella anche per questo. Eravamo tutti emozionati, siamo tutti felici
oggi è la dimostrazione che siamo tutti insieme a lavorare d'accordo per raggiungere un obiettivo che riguarda Agrigento e tutto il territorio. Emozionato l'abbiamo vista, era un po' emozionato, forse diciamo l'insieme del Presidente Mattarella. Sicuramente è stata una grande emozione per il Presidente della Repubblica qui su questo palco, in una città che amo tantissimo. La Sicilia è una terra incredibile, unica, e quindi emozioni a non finire per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Una grandissima emozione, un grande orgoglio presentare il Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche un luogo così meraviglioso, pieno di storia, di cultura, di tradizioni, di bellezze naturalistiche e artistiche, e poi in una cornice splendida come quella del Teatro Luigi Pirandello. Sarà un grande anno quello di Agrigento, capitale della cultura, quindi facciamo l'in bocca al lupo alla città. Oggi si apre questo sipario su una città meravigliosa che rappresenta migliaia di anni di storia. In questo momento, così come ha detto il Presidente Mattarella, è un momento per il passato, per ricordare quello che siamo stati, per il presente e per il futuro, ed è un momento che abbraccia tutta la provincia, non soltanto Agrigento. Ogni nostro comune ha una peculiarità che deve essere incastonata in questa, in questa cornice ancora più vasta, più bella, che è rappresentata da Agrigento. Sarà sicuramente un anno intenso di eventi. L'auspicio è che arrivi in questa valle, in questo territorio, in questa provincia, tanta gente, non solo dal nord e dal centro del nostro paese, ma anche fuori dall'Italia. E allora ognuno di noi, ogni comune, ogni piccolo territorio ha il dovere di promuovere le bellezze del proprio luogo, e allora nel mio caso Montevago per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Sì, è andata benissimo, siamo veramente contenti anche per le parole del Presidente, perché sono state parole di grandissimo affetto e vicinanza ad Agrigento. Bell'uomo, una giornata bella che dà il via alla capitale della cultura 25? Sicuramente un evento sobrio, ben riuscito e ben collegato, che è di buon auspicio per questa Agrigento, capitale della cultura. Non è la mia, penso che sia una valutazione positiva, la città ha risposto bene, diciamo che la presenza oggi del Presidente Mattarella è una presenza importante e significativa. L'auspicio che in questo anno questa città possa offrire e possa dare il meglio, quindi oggi è un giorno di festa, lasciamo dietro tutte le polemiche, augurandoci che questa città possa ritornare allo splendore che gli antichi greci ci hanno lasciato. Allora, oggi finalmente abbiamo inaugurato l'anno di Agrigento 2025, una grande manifestazione che, seppur nella sua sobrietà, ha lasciato un segno sicuramente, soprattutto nelle parole che ha detto il Presidente della Repubblica. Adesso basta le polemiche, dobbiamo lavorare per la città, perché dobbiamo portare tanti turisti, tanti visitatori in questa città, perché questa è anche un'occasione per smuovere un po' l'economia di questa città. Quindi lasciamo da parte le polemiche, che ben vengano le critiche, però guardiamo all'interesse complessivo della nostra città e del nostro territorio. Il Gallo presente oggi a questa accoglienza, la visita di Mattarella? Sì, oggi siamo stati protagonisti ed è stata veramente un'esperienza eccezionale. I ragazzi hanno dato il meglio di sé, cercando di contribuire al successo di questo incontro che è stato sicuramente molto importante, che lascerà un segno nel nostro ricordo come momento di intensa partecipazione alla vita della città. È stata un'esperienza bellissima, conoscere da vicino, avere questa bella opportunità il nostro Presidente. Spero veramente che si risvegli nel cuore di ciascuno di noi e delle nostre scuole una voglia di partecipare attivamente a questo che sarà un anno eccezionale per la nostra città. Oggi noi come scuola del Niccolò Gallo abbiamo effettuato il servizio di accoglienza per il Presidente della Repubblica. È stata un'esperienza unica e rara, ringraziamo la nostra preside che ci ha fatto partecipare e le nostre professoresse. È sicuramente un'esperienza che ricorderemo per sempre e che è stata molto ma molto entusiasmante.
Una visione del futuro, ma guardando al presente, lavorare finalmente in città per voltare pagina. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Per Roberto Albergoni, presidente della Fondazione Agrigento 2025, bisogna offrire al mondo una nuova visione di futuro. Intanto, aggiungiamo noi, si dovrà essere capaci di offrire una visione del presente, con la città in grado di voltare finalmente e seriamente pagina, coniugando qualità della vita e amore per il bene comune. Agrigento ha le potenzialità, lo hanno detto e ribadito tutti. Ora bisogna mettersi al lavoro arrecando i benefici che la gente si aspetta, cominciando ad esempio con la manutenzione di tutte le strade. Si poteva evitare anche la polemica sulle strade asfaltate per la venuta del Presidente, perché il Comune sa quanto lavoro c'è da fare sotto questo aspetto, dal centro alla periferia, quella periferia che il Presidente della Repubblica ha citato nel suo discorso. La periferia, un luogo dimenticato come i quartieri di Agrigento. L'augurio è che davvero in questo anno possa prevalere il buonsenso, senza più occasioni che danno adito alle mortificazioni. La satira tutto sommato ci può stare, il resto, direbbe qualcuno, è spazzatura. La stampa nazionale in questi giorni non sta facendo altro che esporre alla derisione l'intera comunità agrigentina e così si finisce per prestare il fianco a chi non è la prima volta che riporta autentiche falsità come il concerto del volo con i cappotti o le case attaccate ai templi. I giornali ed emittenti nazionali si sono scatenati trovando ancora una volta, purtroppo dalle nostre parti, un terreno assai fertile. E con l'inaugurazione della mostra I Tesori d'Italia e il Novecento delle Fondazioni si è dato il via il primo degli eventi celebrativi di Agrigento Capitale 2025 presso Villa Aurea alla Valle dei Templi Servizio. Con l'inaugurazione della mostra I Tesori d'Italia e il Novecento delle Fondazioni si è dato il via al primo degli eventi celebrativi di Agrigento Capitale 2025 presso Villa Aurea alla Valle dei Templi. La mostra, con il sottotitolo Il Novecento delle Fondazioni, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana, per la prima volta celebra una capitale della cultura italiana, Agrigento, con i riferimenti e le radici culturali dell'intero paese e non solo di un singolo territorio. L'esposizione, che rappresenta la seconda sessione delle 3 previste nel progetto dell'intera rassegna promossa dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento e prodotta dal Consorzio Progetto Museo con la curatela di Pierluigi Carofano e Anna Ciccarelli, è stata inaugurata sabato pomeriggio dal direttore generale dell'assessorato regionale alla cultura Mario Larrocca, dal direttore del Parco archeologico della Valle Roberto Sciarratta, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, dal direttore generale della Fondazione di Agrigento 2025 Roberto Albergoni e da tante autorità siciliane presenti. In un unico piccolo ma prezioso percorso sono 25 le opere, tra dipinti e una scultura. 22 artisti delle 20 regioni dello Stivale rappresentano la storia dell'arte italiana del secolo scorso, il valore di un patrimonio culturale ancora tutto da scoprire, grazie anche ai prestiti delle varie fondazioni bancarie e culturali italiane che raccontano, sia pure in modo non esaustivo, non solo la storia dell'arte, ma la storia del paese stesso. La mostra, pensata per essere architrave narrativo di Agrigento, capitale italiana della cultura, di fatto contribuirà al racconto del sistema culturale italiano nella capitale della cultura più a sud di sempre. Il progetto è stato reso possibile grazie al lavoro del comitato scientifico composto dai curatori Beatrice Buscaroli, Daniela Leiandra, Sbaraglia, Alessandro Tosi, con il patrocinio del Ministero Italiano della Cultura, della Regione Siciliana, dell'Assessorato ai Beni Culturali
e dell'identità siciliana, oltre che ovviamente alla città di Agrigento. C'è la responsabilità comunque che attiene al lavoro che proprio il mondo dei beni culturali ci mette di fronte, ma l'orgoglio di essere qui all'interno di un patrimonio meraviglioso che coniuga archeologia e paesaggio e che oggi si arricchisce di un'altra parte di cultura molto importante che riguarda il mondo pittorico e che riguarda i principali e maggiori artisti del Novecento. La scelta di Villa Aurea Valle dei Templi è non soltanto un valore aggiunto, ma anche un giusto posizionamento, perché veramente qui possiamo trovare riassunto ambiente, archeologia, arte, paesaggio, territorio, cibo, e quindi naturalmente è la classica, diciamo così, ciliegina sulla torta. E il giorno dopo l'inaugurazione di Agrigento, capitale della cultura, con la presenza del Capo dello Stato Mattarella, il Teatro Pirandello apre il 2025 con un nuovo successo. È il tributo a Ennio Morricone, grande compositore, eseguiti dall'Ensemble Symphony Orchestra. Mentre ancora aleggia l'ombra del Presidente della Repubblica, che è stato qui nostro ospite ieri, e non ancora smaltita la sbornia derivante dall'orgoglio di averlo avuto al Teatro Pirandello, stasera ci aspetta un altro grande momento importante, perché il Teatro Pirandello avvia ed inaugura gli eventi, entrano a pieno titolo dentro il calderone di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e volutamente lo abbiamo calendarizzato per il 19 gennaio, sapendo che sarebbe stato esattamente all'indomani della cerimonia di apertura col Presidente della Repubblica. Essere noi a far partire tutto questo dopo la visita del Presidente della Repubblica ieri è un grande onore. Volevamo esserci, grazie di averci invitato. Quindi è un evento che non ha bisogno di presentazioni, perché l'Ensemble Symphony Orchestra si presenta da sé, il pubblico agrigentino ha risposto in un modo inequivocabile, cioè regalando intanto un tutto esaurito, e quindi un'enorme soddisfazione per il Teatro Pirandello, che così comincia da oggi la propria offerta culturale che si snoderà per l'intero anno 2025, e ne approfitto per ringraziare il direttore dell'orchestra e maestro Giacomo Loprieno. Per noi è un onore incredibile essere stati invitati dalla Fondazione Pirandello a tenere questo concerto in un teatro magnifico, uno dei più belli nei quali abbiamo mai suonato, perché la Sicilia è una terra di grandissima cultura. Agrigento quest'anno è capitale italiana della cultura per il 2025, e inaugurare questa serie di eventi che percorreranno tutto il 2025 con un concerto che abbiamo portato in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in Asia, portando alta la bandiera italiana in cultura musicale e quindi del maestro Morricone, è veramente un piacere e un onore. Il fatto che questa sera sia tutto esaurito dimostra che questa città è attentissima agli eventi culturali. E l'amministrazione comunale di Agrigento rivolge un plauso al comandante Vincenzo Lattuca e a tutta la polizia municipale per come sono state gestite viabilità e sicurezza in occasione della visita di Mattarella. Il sindaco Miccichè afferma, nonostante il brevissimo tempo a disposizione e la complessità dell'evento, il comandante Lattuca ha coordinato in modo impeccabile il piano del traffico cittadino, rendendolo fluido e sicuro, in perfetta sintonia con l'assessore alla polizia municipale Carmelo Cantone. È stata una collaborazione stretta e proficua, determinante per affrontare con successo le sfide organizzative e operative derivanti dalla presenza del Capo dello Stato. Ringrazio, conclude Miccichè, a nome dell'intera amministrazione, i vigili urbani per il loro impegno, dedizione utile non solo per la viabilità e la sicurezza, ma anche per agevolare i lavori di manutenzione straordinaria nel centro cittadino. Si è svolto stamani a Racalmuto una manifestazione riguardante il centenario della nascita del magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia. Alla Fondazione Sciascia è emesso anche un francobollo commemorativo. L'evento è stato organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. Le interviste di Nicola Giangreco.
Sindaco, diceva Rocco Chinnici che la legalità deve tradursi in cultura. E allora quale miglior posto che la Fondazione Sciascia di Racalmuto per commemorare il giudice Rocco Chinnici a 100 anni dalla nascita, con l'emissione anche di un nuovo francobollo? Oggi una straordinaria manifestazione per ricordare il centenario della nascita di Rocco Chinnici. Sì, in effetti il dato fondamentale per ricordare questa straordinaria figura non è soltanto quello di celebrare un magistrato straordinario che per primo ha capito la necessità di creare un pool per scambiare le informazioni, per scambiare tutte le indagini, per essere quindi adeguati a lottare seriamente la mafia, ma soprattutto, come è stato detto, perché ha compreso prima degli altri che per combattere bene la mafia era necessario un cambiamento culturale, e infatti Rocco Chinnici ha parlato con i giovani, ha partecipato a convegni, ad iniziative, e diceva che la legalità va affermata e la mafia e tutte le violenze vanno combattute con la cultura. E infatti oggi in questa manifestazione, oltre ad illustri relatori, a tante autorità, sono presenti anche molti ragazzi, perché a loro che dobbiamo rivolgerci, perché loro devono creare tutti i presupposti per sconfiggere definitivamente la mafia. Promessa mantenuta. Qualche mese fa lei fu ospite qui a Racalmuto in un convegno, si parlò di organizzare questo evento nella città di Leonardo Sciascia e cade proprio per il centenario dalla nascita, ma assume un contorno ancora più di spessore, visto che oggi viene messo anche un francobollo di suo papà. Gli elementi di importanza sono tanti. Devo dire che forse la cosa più bella per noi familiari è l'idea di festeggiare questo compleanno virtuale importantissimo, perché papà avrebbe compiuto 100 anni, in mezzo a quei ragazzi, qui oggi ci sono presenti gli studenti, i ragazzi delle scuole, in mezzo a quei ragazzi ai quali, devo dire, papà dedicò effettivamente tutto il suo impegno professionale e civile in un momento di particolare difficoltà, quando a Palermo anni 70-80 si contavano ogni anno centinaia di ragazzi vittime della droga, dell'eroina, ed erano anche gli anni in cui la mafia aveva nel traffico mondiale degli stupefacenti la sua principale fonte di ricchezza illecita, ripeto, sulle spalle dei ragazzi che morivano o si rovinavano la vita. Quindi un compleanno particolarmente importante e particolarmente bello e significativo che sia festeggiato in mezzo ai ragazzi. Le iniziative, e devo dire grazie a Racalmuto, grazie alla comunità di Racalmuto che mi aveva ospitato qualche mese fa per la presentazione del mio libro, e agli organizzatori, perché tra le tante iniziative una emblematica ma anch'essa importante che è partita da qui è proprio un francobollo commemorativo, e ripeto, l'importanza è quella emblematica, ma soprattutto quella di ricordare i valori per i quali Rocco Chinnici e tante altre persone delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del mondo dei giornalisti, della politica, in quegli anni si sono sacrificati per il bene di noi siciliani. Sua Eccellenza, il giudice Rocco Chinnici fu uno tra i primi a ribadire che la questione mafiosa non si poteva risolvere dalle aule giudiziarie. Poi pagò con la vita il suo sacrificio, oggi se ne ricorda la memoria a 100 anni dalla nascita. Il magistrato Rocco Chinnici è stato molto lungimirante, perché ha capito immediatamente che il fenomeno mafioso così radicato nel territorio siciliano andava combattuto in altre sedi. Ha avuto questa lungimiranza di portare la legalità all'interno delle scuole,
è stato il promotore, il pioniere di questa teoria che la legalità si traduce in cultura, e quindi ecco, questo è il merito che attribuiamo al magistrato, oltre al forte impegno sotto il profilo giudiziario. E oggi ecco, la giornata che celebriamo proprio insieme agli studenti consolida quest'idea, questo solco che è stato tracciato dal magistrato Rocco Chinnici, e facciamo in maniera tale che l'entusiasmo dei ragazzi non venga sopraffatto dal malaffare e da quelle dinamiche contorte e quelle logiche che non devono far parte della vita quotidiana dei giovani. Quindi questo è un forte messaggio che oggi viene lanciato, e grazie alla Fondazione, perché questo è veramente un segnale tangibile che viene dato non solo al territorio di Racalmuto, ma a tutto il territorio provinciale. Io sono ben lieto di partecipare a questo incontro e cerchiamo di dialogare con i ragazzi. Questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo di tutte le istituzioni, e soprattutto infondere quei principi di legalità che sono alla base della convivenza civile. Io sono convinto che noi ereditiamo dal magistrato Rocco Chinnici un'eredità veramente pesante, ma siamo convinti di poter tradurre nelle forme migliori il suo verbo, e quello che oggi si farà in maniera concreta e fattiva. Come ogni anno il 19 gennaio si ricorda il giudice Paolo Borsellino nel giorno della sua nascita. I colleghi di Trapani. Due magistrati uniti nella lotta alla mafia ed uccisi entrambi per mano di Cosa Nostra, nati lo stesso giorno. Il 19 gennaio è una data significativa per la memoria collettiva italiana. È il giorno in cui nacquero Paolo Borsellino e Rocco Chinnici, due figure emblematiche nella lotta contro la criminalità organizzata ed unite da un destino tragico. Rocco Chinnici, nato nel 1925, fu magistrato innovatore, padre del pool antimafia, l'idea di un gruppo di magistrati che lavorassero insieme per combattere il fenomeno mafioso in modo sistematico e coordinato. Chinnici comprese che la mafia non poteva essere affrontata come un semplice crimine, ma come un sistema complesso, radicato nel tessuto sociale, economico e politico. Fu lui a coinvolgere i giovani magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, gettando le basi per quella che sarebbe diventata una strategia rivoluzionaria nella lotta alla mafia. La sua vita fu spezzata il 29 luglio del 1983, quando un'autobomba piazzata sotto casa sua a Palermo esplose, uccidendo lui e due uomini della scorta, ma anche un portiere. Paolo Borsellino, nato nel 1940, invece il simbolo del sacrificio e della dedizione totale alla giustizia, cresciuto nella stessa Palermo dove la mafia imperversava. Borsellino decise di dedicare la sua vita alla difesa dello Stato e dei valori di legalità. Con Falcone condivise non solo l'impegno professionale, ma anche una profonda amicizia e una visione comune: colpire la mafia al cuore attraverso la confisca dei beni, il maxi processo e il lavoro instancabile. Dopo l'omicidio di Falcone il 23 maggio del 1992, Borsellino era già consapevole di essere il prossimo bersaglio. Ciò nonostante, non arretrò di un passo. Il 19 luglio dello stesso anno fu ucciso in via D'Amelio insieme ai 5 agenti della sua scorta. Chinnici e Borsellino, seppur appartenenti a generazioni diverse, condivisero la stessa visione: il rifiuto della rassegnazione e il coraggio di sfidare un sistema mafioso radicato e potente. Entrambi pagarono con la vita la loro determinazione a combattere un nemico subdolo e feroce, ma il loro sacrificio non fu vano. Grazie al loro lavoro, il pool antimafia e il maxi processo aprirono infatti la strada ad una nuova stagione di consapevolezza e lotta alla criminalità organizzata. Oggi, a distanza di decenni, la memoria di Chinnici e Borsellino continua ad essere un faro per chi crede nella giustizia e nella libertà. La loro storia ci ricorda che il progresso civile è spesso il frutto di sacrifici enormi, ma che proprio quei sacrifici possono diventare il seme di un futuro migliore.
Il 19 gennaio non è solo una data per ricordare due eroi, ma un invito a proseguire la loro battaglia ogni giorno instancabilmente con lo stesso coraggio e la stessa dedizione. Linea alla regia per la pubblicità. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Canicattì della stazione di Racalmuto e del nucleo investigativo di Agrigento DM di 45 anni, racalmutese, accusato di aver dato vita a una sparatoria in un centro di accoglienza ubicato nella città di Leonardo Sciascia e Servizio. È stato arrestato durante la notte il 45enne di Racalmuto dalle iniziali DM che nel tardo pomeriggio della giornata di ieri ha terrorizzato 27 bengalesi, ospiti di un centro di primissima accoglienza per migranti sito in contrada Zaccanello a Racalmuto. I carabinieri della stazione locale di Racalmuto e Canicattì, dopo averlo identificato e rintracciato, lo hanno portato prima in caserma, dove è stato perquisito alla ricerca dell'arma utilizzata, l'autovettura. Poi, dato che la prima verifica ha dato esito negativo, le perquisizioni sono state estese anche all'abitazione e agli immobili nella disponibilità dell'uomo. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, la persona di 45 anni avrebbe agito in stato di alterazione, avrebbe esposto anche 2 colpi di pistola in aria. Per la notte nella struttura Villa Paradiso, in origine era un B&B, che è stato poi adibito a centro di accoglienza. I carabinieri della compagnia di Canicattì si sono occupati dei rilievi. Il racalmutese è indagato per minacce aggravate ed aggiornamento. Nel frattempo, fino a notte inoltrata, sono stati ascoltati per ricostruire con precisione di quanto accaduto i 5 migranti ospiti della struttura, 3 dei quali durante il pomeriggio di follia si sono visti puntare alla testa la pistola. L'uomo, arrestato dimostratosi poco collaborativo, ha negato di essere l'autore del grave fatto e nonostante ciò si è arrivati all'arresto immediatamente dopo le perquisizioni effettuate nella sua abitazione e nella sua auto. In ogni caso, le indagini svolte a stretto giro avrebbero fatto emergere qualificati indizi di responsabilità che hanno indotto la Procura della Repubblica e i militari dell'Arma dei Carabinieri a procedere con l'arresto. Continuano gli appelli di Mare Amico Agrigento per la salvaguardia delle coste agrigentine. Dopo le mareggiate dell'ultimo weekend sono nuovamente a rischio crollo la pista ciclabile e la strada del Viale delle Dune a San Leone, come si vede dal video. L'erosione continua inesorabilmente a martellare le nostre coste e mettere a serio pericolo le infrastrutture viarie. Gli interventi a rimedio sono di esclusiva competenza della Regione Sicilia, che a quanto è dato sapere ha già pronto un progetto per cercare di rallentare il processo erosivo e salvaguardare le nostre coste, ma bisogna intervenire subito, questo quanto affermato dal responsabile di Mare Amico Claudio Lombardo. Hanno firmato il contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale 10 lavoratori ASU del comune di Bivona, dopo 26 anni di precariato. È un giorno importante per i lavoratori ASU del comune di Bivona, hanno dichiarato con soddisfazione il segretario generale della funzione pubblica della CGIL Enzo Iacono e il coordinatore degli enti locali della funzione pubblica CGIL Matteo Lorraso. Contestualmente si è conclusa anche la procedura di valorizzazione del personale dipendente che attraverso le progressioni verticali vedono riconosciuta la professionalità acquisita durante gli anni. Nei prossimi giorni, afferma Lorraso, apriremo un tavolo di confronto con il sindaco per l'incremento delle ore lavorative ai dipendenti a tempo indeterminato e part-time a 24 ore e continuare nella programmazione del riconoscimento della valorizzazione del personale del comune bivonese. Un focus sulle imprese siciliane in Sicilia nel 2024, con oltre il 43%, si è concentrato su 3 ambiti: il commercio al 22%, il settore dell'edilizia 11%, l'agricoltura 10%, il servizio dei colleghi di Trapani. Nel 2024 il panorama imprenditoriale siciliano ha registrato ancora un decremento di 7,6 mila imprese, con una significativa riduzione delle imprese, soprattutto nel settore del commercio e dell'agricoltura.
Anche altri settori tradizionali come l'industria e l'edilizia sono in forte calo e hanno subito un ridimensionamento. Solo quello turistico chiude, seppur con un saldo negativo e netto miglioramento rispetto all'anno precedente. Questi sono i principali risultati emersi dall'analisi condotta dal Centro Studi di Asso Esercenti sull'andamento della demografia delle imprese siciliane nel 2024, che emerge dai dati di Infocamere e che mostra una brusca battuta di arresto rispetto al 2023. Nell'anno appena trascorso, oltre il 43% delle nuove imprese si è concentrato in tre ambiti principali: commercio 21,9%, edilizia 11% e agricoltura 10,2%. Il settore del commercio in Sicilia, nonostante l'aumento delle iscrizioni di quasi l'80% rispetto al 2023, chiude comunque con un saldo negativo di oltre 5.300 imprese. Ottimo anche l'andamento della natalità delle imprese del settore industria, che segna un più 127% rispetto al 2023. Nel turismo, seppur con un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di quasi 500 imprese, occorre segnalare come il trend delle iscrizioni si sia quasi triplicato. Ben 1.985 nuove imprese iscritte nel 2024 rispetto alle 772 dell'anno precedente. A livello territoriale Catania rappresenta oltre il 23% delle nuove imprese nate in Sicilia, ma è anche la provincia con il maggior numero di cessazioni, circa 10.000 imprese chiuse, che corrispondono al 34,7% dell'intero territorio siciliano. Segue poi Palermo con 2,8 mila nuove imprese, 21,8% della Sicilia e 4.000 cessazioni. Nel comparto del commercio tutte le province chiudono con un saldo negativo, differenza tra iscrizioni e cessazioni, così come anche il settore industriale dell'agricoltura. Nel settore turistico Palermo riesce a chiudere con un saldo positivo di ben 176 imprese, con Trapani, Messina e Agrigento più distaccate. Male ancora Catania, che segna un saldo negativo di oltre 400 imprese. Palermo si distingue anche nel settore dell'edilizia, dove le nuove imprese superano di oltre 130 unità le imprese cessate. All'ultimo posto invece troviamo ancora Catania, con quasi 1.200 imprese cessate, che fanno salire l'asticella del saldo ad un valore negativo di oltre 600 unità. Purtroppo, afferma il presidente di Asso Esercenti, Salvo Pulitino, l'incubo chiusura per le imprese siciliane si è verificato. Passiamo alle notizie sportive. Si è conclusa con una sconfitta il derby di domenica all'Esseneto tra l'Akragas e il Castrum Favara per una rete a 0. Il collega Lentini e le interviste. Un brutto episodio al 91esimo condanna l'Akragas nel derby contro i cugini del Castrum Favara. Questo è l'episodio determinante. Attacca la compagine di Piero Infantino, il recupero era appena iniziato. Il difensore di casa De Marino ha uno scontro duro con De Min, che subisce un colpo in pieno viso e cade in piena aria. L'arbitro a due passi vede tutto, estrae il cartellino rosso per il difensore akragantino ed assegna il penalty alla Castrum Favara. Abile cucchiaio di Baglione che insacca e regala 3 punti preziosi alla propria squadra. Tutto qua la gara, che sino a quel momento aveva evidenziato una certa compostezza in campo e che aveva registrato appena un paio di ammonizioni di routine. Primo tempo molto studiato e giocato sul rettangolo pesante e viscido per la pioggia, che ha messo a dura prova l'equilibrio dei 22 giocatori. Da una parte la Akragas galvanizzata da 2 risultati utili consecutivi, dall'altra invece la Castrum Favara provata fisicamente dal recupero, sconfitta in casa 1-3 di mercoledì scorso contro la Regina, che hanno cercato entrambi di darsi battaglia con repentini capovolgimenti di fronte. Sul nostro taccuino annotiamo 3 occasioni limpide iniziali per l'Akragas, al quinto con Christopoulos, poi sempre lo stesso Greco che da una posizione ottimale manda fuori,
E ancora al 10° Colofaso che pesca Tuccio in aria, il quale tira appuntamento ma Scuffia respinge con i piedi. Sulla respinta interviene Rechichi, ma l'estremo difensore gialloblu blocca con qualche difficoltà. Tutto lascia presagire che da un momento all'altro la compagine del tecnico Favarini possa sbloccare il risultato. Infatti al 17° Salvia impegna l'attento Scuffia, al 20° ancora una staffilata di Rechichi cozza sul volto di un difensore e carambola in angolo. Il Castrome Favara esce indenne da questa situazione e si fa vivo in area a Gragantina con un tiro di Lapiana che impegna Dregan. Sempre l'estroso esterno favarese, sicuramente tra i migliori in campo, riesce a servire Varela che di testa manda fuori. L'ultima azione del tempo è di Baglione, proprio al 46° che si conclude con un tiro alto. Secondo tempo con qualche affondo, ma senza troppe emozioni, con le due avversarie che arrivano al 90° stanche ma paghe del risultato acquisito. Poi l'episodio che abbiamo descritto prima, che assegna la vittoria alla Castrum Favara, finisce tra l'esultanza dei ragazzi di Infantino e le imbricazioni di quelle a Cregantini. Ed ora andiamo dentro gli spogliatoi per sentire i diretti protagonisti. Mister, non si possono perdere le partite così al 90 e rotti minuti, e per giunta per un fallo che forse il nostro giocatore pensava che non potesse non essere visto dall'arbitro. Ma non possiamo andare a cercare tutti gli alibi, le scuse. Intanto parto dai 2 errori grossi che abbiamo fatto noi. Primo tempo, secondo me, potevamo e dovevamo chiuderla la partita, perché vuoi per egoismo, vuoi per scelte sbagliate, vuoi per altre situazioni, non hai mai diciamo così, capitalizzato quello che eri riuscito a creare, perché nel primo tempo la squadra secondo me ha fatto molto bene, e quindi alla fine del primo tempo sei andato dentro 0-0 quando meritavi magari almeno un gol di vantaggio per quello che avevi creato, e quindi questo è il primo errore nostro. Il secondo errore nostro è che quando le partite non le puoi vincere devi cercare di portare a casa sempre qualcosa. E questa è stata secondo me una grossa ingenuità, mi dispiace perché anche De Marino aveva fatto un'ottima partita, però in quelle situazioni lì non puoi dare adito all'arbitro di darti un calcio di rigore. Te ti aveva richiamato 2 minuti prima, 5 minuti prima, non puoi dare una spinta, non so cosa ha fatto, perché non l'ha visto nessuno, però se ha dato rigore probabilmente qualcosa aveva fatto. Quindi mi dispiace perché tra l'altro c'era una bella cornice di pubblico, è stata fatta una buona partita. Dispiace perché non si può dare continuità al risultato, non si può dare continuità di prestazioni sicuramente bene, però a noi servono i punti, non è che servono le prestazioni. Un forte rammarico. Senz'altro, perché avevamo fatto un ottimo risultato domenica scorsa a Pompei, oggi quantomeno non dovevi perdere assolutamente, perché questa era una partita contro una squadra che sta facendo bene. E dovevamo essere più intelligenti, più furbi, più scaltri, tutto quello che serve per portare a casa il risultato. Purtroppo siamo qui a leccarci le ferite, è una sconfitta sanguinosa questa. Cosa ha detto a fine gara ai propri ragazzi? No, non ci posso andare dentro a fine partita perché preso dall'adrenalina potrei dire anche cose che è meglio evitare, quindi li lascio sbollire perché anche loro saranno amareggiati sicuramente, ne riparleremo domani all'allenamento. Un titolo che si potrebbe dare a questa partita è un momento di follia e gara persa dell'Agragas. Ma diciamo che io nella partita di andata contro il Favara ebbi a dire che la vittoria del Favara era stata sostanzialmente meritata. Oggi devo dire che l'unico protagonista di questa partita in negativo è stato l'arbitro, perché al 90° un rigore dubbio, cioè significa che si rovina una partita e si rovina uno spettacolo
che c'era stato prima del rigore. Io oggi ho visto un Agragas che secondo me ai punti doveva vincere la partita, anche se devo dire il Favara ha dimostrato di essere una squadra molto quadrata e il pareggio sarebbe stato giusto per entrambi perché hanno disputato tutte e due una partita importante. Certo, molte volte i direttori di gara, specialmente quando non sono tanto sereni, combinano di queste situazioni, però il calcio è questo e ce ne dovremmo fare una ragione. Io oggi ho valutato due cose che sono positive. Ho visto la ricombattezza del pubblico agrigentino e questo è un dato molto importante. Poi ho visto un Agragas messa in campo bene, quadrata, anche se obiettivamente ci mancava tutto, diciamo, il centrocampo titolare perché Meola non ha giocato per squalifica e Palazzolo non ha giocato perché aveva una contrattura muscolare. Però io mi sento oggi di lanciare un appello a tutta la tifoseria, a tutta la città calcistica. Mancano ancora 14 partite, la classifica è molto corta. Io credo che se l'Agragas continuerà su questa strada, salvare il titolo non è un miraggio, ma se ci può riuscire, se siamo tutti insieme e remiamo tutti dalla stessa direzione. Prima di iniziare la conferenza stampa i colleghi giornalisti dicono che Castrum Favara è eccellente, ma la cosa principale, quella che sta in cima, è l'allenatore. No, ma è piacere, però io credo che in cima ci stanno sempre i giocatori, perché se non ci sono orecchie, se non c'è il cuore, non c'è la mente, l'allenatore può parlare ore e ore. Io credo che c'è grande disponibilità, fa piacere che hanno sposato questo progetto nostro, mio e del Torretino Longo. Credo che stiamo costruendo qualcosa di bello, ma soprattutto stiamo costruendo qualcosa di bello dentro lo spogliatoio. Il secondo tempo è stato, credo che il primo tempo non siamo scesi, non abbiamo capito il campo, abbiamo fatto tanti errori tecnici e loro ne hanno approfittato avendo gente molto rapida in avanti e hanno cercato di ripartire con forza, però poi ci siamo un po' sistemati capendo che si doveva fare più un gioco di apertura, più un gioco di superiorità numerica in fascia e lì sono venute le più belle azioni e credo che questi ragazzi meritano questa soddisfazione, la nostra gente merita questa soddisfazione, i nostri UNFA meritano questa soddisfazione, la nostra società merita, perché credo che stiamo facendo un percorso tutto assieme per costruire qualcosa di bello nel rispetto dell'uomo, questa è la cosa più importante. Intanto penso che da avversario si debbano fare i complimenti comunque all'Agragas perché è stata comunque una squadra viva nonostante la classifica, sono molto in classifica, però comunque la partita di oggi non lo dimostra, è una squadra viva che combatte palla su palla, però io credo che noi veramente l'abbiamo voluta questa vittoria e penso che l'abbiamo meritata. Sul campo, dicevo, si sono viste due squadre che hanno voluto onorare anche questo derby. Si sa, il derby sembra una partita particolare, quindi anche in campo le tensioni, la mentalità è un po' diversa. Sì, noi ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita anche per i nostri tifosi che non sono potuti venire, e quindi penso che abbiamo veramente dato tutto. Siamo contenti di aver portato a casa questi 3 punti importanti per noi e andiamo avanti. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.